Psichiatri, neurologi, geriatri e medici di base si sono confrontati stamani su un tema attualissimo, sintomi della depressione ai tempi del Covid. L'incontro organizzato dal dottor Giuseppe Provenzano, farmacologo, psichiatra, direttore sanitario della comunità terapeutica riabilitativa di Licata e coordinatore del modulo Alzheimer RSA, dal dottor Leonardo Giordano, psichiatra e direttore del modulo dipartimentale della salute mentale Agrigento 1. I lavori sono iniziati stamani all'Hotel della Valle di Agrigento. Cos'è cambiato nella nostra vita? Il Covid ha trasformato la nostra mente, è in atto vi è un cambiamento del nostro modo di vivere, di relazionarci con gli altri, di pensare il futuro. Su queste domande si sono confrontati gli specialisti nel corso del convegno. Oggi iniziamo a vivere, a confrontarci su queste problematiche. Perché come dicevo ai colleghi, in effetti il Covid ha lasciato molti traumi dal punto di vista della malattia fisica, ma sicuramente non ha trascurato gli aspetti anche mentali del danno. Per cui oggi ci occuperemo di valutare queste dinamicità e queste problematiche correlate al post-Covid. Indubbiamente le richieste di aiuto sono cresciute tantissimo. E anche la componente depressiva è aumentata notevolmente e anche l'ansia di tutti i giorni nel quotidiano, perché sicuramente il nostro stile di vita è cambiato con la paura di incorrere a tante problematiche e a tanti traumi che abbiamo vissuto in tutto questo lungo periodo. Quindi oggi ne parlate insieme ad altri colleghi, ecco, cosa resta di questa esperienza anche all'interno di una persona che definirei tra virgolette paziente? Io oggi tratto due relazioni, una è correlata alla depressione geriatrica, dove ci sono delle innovazioni sicuramente, la modalità di vivere il lutto nel Covid, che è totalmente modificata, totalmente cambiata nel nostro costume, nel nostro modo di vivere, eccetera, con sicuramente dei danni a lungo termine che non conosciamo bene ancora. E l'altra problematica è appunto l'elaborazione del lutto che è mancata. In ogni civiltà si celebra il lutto, il dolore bisogna elaborarlo, se non si elabora che succede? Ce lo chiediamo e sicuramente porterà dei danni, comporterà dei problemi psichici e che siamo qui a cercare di capire e valutare e anche, se ove possibile, prevenire. Dottore, ecco, che consigli dare in generale anche ai giovani che anche loro hanno sofferto traumaticamente la chiusura? Soprattutto evitare l'isolamento, cercare di vivere in gruppo, ma vivere bene in gruppo, bene, non con l'aggressività, con la litigiosità, con i comportamenti anomali che purtroppo sono devastanti e sicuramente peggiorano le situazioni. Per cui una buona salute mentale, cioè uno stile di vita adeguato e un comportamento adeguato. Sicuramente il tema è attualissimo, in realtà stiamo sottolineando e ribadendo un concetto che è antico quanto la storia dell'uomo, cioè il fatto che alcuni eventi che capitano durante la nostra esistenza lasciano a volte delle tracce profonde, talora indelebili, e segnano fino a tradursi in reazioni psicopatologiche di natura depressiva, dove praticamente può essere necessario l'osservazione specialistica. Oggi parleremo sostanzialmente del Covid, sull'impatto che questa emergenza epidemiologica ha avuto sulla salute mentale, tale da essere definita quarta ondata, perché nel mondo circa 54 milioni di persone hanno sofferto di disturbi psicopatologici secondari all'esposizione diretta o indiretta, pensiamo per esempio ai lutti, alla condizione di isolamento, alla condizione di rarefazione dei rapporti sociali, hanno contribuito certamente a far insorgere disturbi psicopatologici. Quindi una ferita che si rimarginerà col tempo, cosa resterà all'interno dell'uomo, dell'individuo in generale, di questa esperienza traumatica che ci ha visto chiusi per diverso tempo? È sicuramente un'esperienza che ricorderemo per lunghi anni. Certamente la maggior parte delle persone esposte avrà una reazione ottimale a questo stress, reagirà in maniera ottimale a questo evento. Una minoranza di persone sicuramente, qui poi il concetto
di vulnerabilità, è un concetto complesso che certamente non possiamo discutere in questa occasione, però sicuramente una minoranza di persone esposte avranno necessità di fare una terapia e di fare un percorso anche di natura psicoterapica. Ecco, come valuta questa ribellione, fra virgolette, verso il Green Pass, dottore? Dico, io sono assolutamente favorevole alla convalida del Green Pass, alla vaccinazione, per cui non posso non dire, diciamo, che credo che sia assolutamente importante che ci vacciniamo tutti e che tutti quanti possiamo esibire il nostro Green Pass. Non la trovo una violazione della nostra privacy. Il Covid, la pandemia del Covid ha creato dei disagi mentali, psicologici, fisici enormi, e questi ce li porteremo avanti per tantissimi anni. Ecco, lei che consigli dà, diciamo, a chi ci ascolta per cercare di lenire un po' quelli che sono appunto gli effetti traumatici di quell'isolamento? Vedete, è molto importante che si ritorni alla vita normale, è molto importante che chi ha sofferto di problemi di salute, chi ha sofferto di problemi psicologici si rivolga ad un professionista, perché questi possono aumentare, se no sempre di più, specialmente nei giovani. I giovani bisogna osservarli, bisogna guardarli, bisogna chiedere a loro come stanno. E il ritorno alla scuola, il ritorno alla normalità vorrebbe dare una grossa mano a questa fetta di popolazione. Però c'è un rischio, stiamo vedendo quanto succede in Inghilterra, e di tanta gente che rifiuta anche il Green Pass e rifiuta anche di vaccinarsi. Cosa è il suo punto di vista, dottore? Io penso che ci sia un egoismo di fondo, perché cominciamo a chiedere a quelle persone che hanno perso il lavoro e che non hanno potuto aprire un ristorante, che non hanno potuto portare avanti delle attività. Pensiamo a loro e vedete quante di quelle persone sono fallite, quanti si sono ammazzati, quanti hanno pensato che la loro vita non valesse più niente. Soprattutto io mi sono occupato della riduzione di piacere, interesse, motivazione, slancio verso l'esistenza in generale, legata in partenza dalla condizione depressiva e poi invece indotta anche da alcuni trattamenti farmacologici che, come è vero che tolgono il dolore depressivo, spesso attenuano la gioia, il piacere, la fruizione delle cose belle che danno senso e gusto alla vita, e quindi della possibilità di trattare la depressione da un punto di vista farmacologico e psicoterapico con strumenti che possano restituire piacere, gioia e voglia di vivere e condividere. Ecco, questo, diciamo, periodo di trauma quanto durerà? Come influenzerà la vita futura del paziente? Ma il problema è che l'essere umano è estremamente adattabile e molti hanno trovato un adattamento a una vita di relazioni impoverite, schermate, protette dal monitor, dal display, come una condizione inizialmente di sofferenza, successivamente invece congeniale per mettersi al riparo dalla materia bruciante delle emozioni, dei sentimenti, delle passioni, e purtroppo questo ha finito in molti per impoverire la qualità delle relazioni, per rendere freddi e al riparo dal dolore, non comprendendo che dolore e piacere sono, come diceva Nietzsche, due sorelle gemelle. Se sopprimiamo l'uno faremo fuori anche l'altro, e quindi c'è una grande necessità di recupero di vita quella presente ai sensi, percepita, che attraversa e che realizza un cambiamento catartico, dove per Aristotele dobbiamo ricordarci che la catarsi non era la purificazione dalle passioni, ma la purificazione attraverso le passioni. Quindi che consigli dare per il futuro? Ma di riprendere a correre il rischio di vivere. Va bene trattare il disagio, ma usciti fuori dalle condizioni di acuzie, non rimanere con una vita messa in banca e conservata sperando che un giorno possa fruttare l'1%, ma vivere attraversando tutte le emozioni, traendo insegnamento e facendo quello che i greci denominavano il patei matos, apprendere dalle passioni, attraverso le passioni. Felice di essere presente a questo convegno, felice di portare il saluto dell'Ordine dei Medici in un convegno su un argomento attualissimo, i sintomi
della depressione post-Covid e la viviamo giornalmente. I disturbi che ci riferiscono, l'insonnia, l'ansia, i disturbi gastrointestinali, che sono tutti disturbi post-traumatici da Covid. E questi disturbi derivano principalmente dall'isolamento a cui siamo stati costretti in questo periodo di pandemia. Se poi aggiungiamo pure altri fattori, anche le ristrettezze economiche per alcuni settori che non hanno lavorato. Bene, è importante perché conoscere, informarsi e aggiornarsi assicura il bene più bello che noi abbiamo, che è la salute nostra e di tutti i cittadini. Allora, è stato un momento anche drammatico per la terza età, un momento dove questi pazienti sono stati lasciati soli dai familiari. Voi sapete che il mondo dell'anziano, la maggior parte soffrono di demenza e molti invece sono depressi e quindi non hanno avuto il sostegno della famiglia a fianco, vivono da soli, anche perché c'è un motivo, l'assistenza geriatrica purtroppo ancora da noi è un default, no? E quindi cosa bisogna dire? Bisogna dire che abbiamo cercato in tutti i modi, non solo con la terapia, ma anche sostenendo gli anziani che sono venuti nei nostri poliambulatori, anche con terapie diverse, cercando di far fare anche a casa attività fisica, tutto ciò che riuscivano a fare. Il circolo, ad esempio, non potevano raggiungerlo perché proprio si era tenuti a casa, e quindi cercare anche lì e insegnargli anche ad utilizzare il PC, che non è stato molto facile. Noi avevamo fatto dei corsi precedentemente a degli anziani e questa è stata una risorsa anche per alcuni gruppi che già sapevano utilizzare il PC, proprio perché da casa riuscivano a comunicare con i familiari. Ecco, queste cose, diciamo, nella prevenzione potrebbero essere fondamentali diciamo, nei casi in cui scoppia poi una pandemia del genere che ha colpito il nostro mondo. Naturalmente la depressione è stata un fatto che non ha colpito solo gli anziani, ma ha colpito molte altre, anche a livello, diciamo, dei professionisti e anche del nostro mondo. Si è cambiato anche il modo di agire, il modo di comunicare, anche perché è mancata quella parte sociale che a noi, ad esempio, siamo degli animali sociali, quindi non possiamo mai essere isolati.